pastina al formaggino, adults only. Beh, vi ricordate? Io quanto ne ho mangiato di questo, si vede pure. Però stavolta faremo una pastina al formaggino un po' diversa. Riso di semola o eventualmente stelline, latticello di bufala, olio d'oliva, bella spolverata di parmigiano e in questo caso al posto del formaggino un camembert di bufala. Cominciamo a pelarlo. A questo punto lo tagliamo a pezzettini. Giovanni, ti piace? Ti è piaciuto? Cominciamo a cuocere la pastina con un po' d'acqua, zero brodo, attenzione. Prenderà subito il bollore e giusto un pizzico di sale. Cominciamo la prima cottura solo con l'acqua perché il latticello è abbastanza acido. Fiamma più bassa, un bel cucchiaio d'olio d'oliva, come faceva mamma. Sapete perché ho messo l'olio fin dall'inizio? Perché era da lì che capivo che mamma stava facendo la pastina col formaggino. Cominciamo a mettere un po' di latticello e lasciamo cucinare. Senti quella nota leggermente affumicata, una punta di acidità? Si sente, vero? Lo sentite pure voi? Facciamo ritirare perché è quasi pronto. La giochiamo così, come una specie di risotto. Ok, tiriamo fuori dalla fiamma. Io a questo punto aggiungo qualche fiocco di camembert, un formaggino per porzione, lasciamo sciogliere piano piano manteca, mamma sempre un po' di parmigiano ce lo metteva, pastina col formaggino, abbiamo fatto anche quella, io ho esagerato, ci ho messo pure il formaggino vero, mettiamo qualche filo d'olio d'oliva, buono, io ho voluto esagerare, ci ho messo anche il formaggino, quello vero, e soprattutto fatemi sapere qual è secondo voi il formaggino migliore, o meglio, qual è quello che vi ricorda la vostra infanzia? Io in ogni caso vi dico, fate i bravi. Oh, è buona la pasta col formaggino.